Pronti? 1, 2, 3. Il terzo segnale è quello valido con Eli Step che prende la testa nei confronti di Ermanno Jet. Veloce Danubio Tav dalla seconda fila del nastro a tagliare fuori Certezza Grimm. Poi ancora lungo la corda Celi Egral che precede Bluff dei Greppi Edith del Ronco. 200 metri iniziali di Eli Step in 16,4. Matteo Zaccherini ha preso la testa con sua favorita e guida liberamente mentre galoppa Esotica Sì in coda. Numero 2 Esotica 6 squalificato di Eli Step in un tranquillissimo 31,5. Eli Step al comando nei confronti di Ermanno Jet, terza posizione per Danubio Tav, avanza all'esterno Certezza Grimm, almeno prova a farlo, trova però sulla sua strada l'anticipo da parte di Danubio Tav. Va a fare la terza pariglia Discovery AS, che era partito male con il numero 1 e ora prova ad avanzare al largo. Sulla retta opposta alle tribune, Eli Step continua indisturbata leader, alle sue spalle sempre Ermanno Jet con in scia Celi Egral, di fuori invece Danubio Tav si trascina Certezza Grimm e Discovery S, mentre rimangono nelle posizioni di fondo i penalizzati Bluff dei Greppi che precede Edith del Ronco e Zero Gravity. 1,18 il primo chilometro da parte di Eli Step che continua in vantaggio in controllo, Danubio Tav sempre allo scoperto accanto a Ermanno Jet, poi Celi Egral e Certezza Grimm, Bluff dei Greppi e Discovery AS, poi Edith del Ronco e Zero Gravity. Curva di destra affrontata per l'ultima volta da Eli Step che continua in vantaggio in controllo, alle sue spalle sempre Ermanno Jet, di fuori sempre Danubio Tav, non cambia nulla. Quando siamo a 600 dal palo, 15 in accelerazione la curva di destra, continua in vantaggio Eli Step che ora allunga con decisione sulla retta opposta alle tribune, prova a mettere in difficoltà Danubio Tav, si tiene a contatto Ermanno Jet, poi Celi Egral e Bluff dei Greppi sull'ultima curva, continua in vantaggio Eli Step, seguita sempre da Ermanno Jet, di fuori Danubio Tav, terzo alla corda è filtrato Bluff dei Greppi, bucando di dentro Celi Egral, all'imbocco dell'addirittura arriva in vantaggio Eli Step nei confronti di Ermanno Jet, Bluff dei Greppi che infila l'inside line, poi Danubio Tav, Eli Step allunga, Eli Step e sono 7 le meraviglie di Eli Step. Negli ultimi 12 mesi corre 7 volte, vince tutte e 7. Al secondo è Ermanno Jet, al terzo Bluff dei Greppi, 1,15 2000 metri. Eli Step, Matteo Zaccherini, che è guidatore e proprietario della figlia di Pascia l'Est, allenata da Niccolò Iovinella. Facile percorso di testa per Eli Step, al secondo Ermanno Jet, al terzo Bluff dei Greppi.